Un casale di campagna nel San Donatese trasformato in gigantesco magazzino dell'eroina, dove ogni giorno chili e chili di droga venivano stipati e suddivisi in dosi più piccole destinate a inondare tutto il nord Italia. Il luogo era costantemente sorvegliato da guardie armate, al servizio della vasta organizzazione internazionale smantellata dall'operazione congiunta della Guardia di Finanza di Venezia e di Pisa. Dalle prime ore del mattino, 80 finanzieri hanno arrestato e portato in carcere 9 albanesi, presunti membri dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Altri 2 albanesi e un italiano sono stati colpiti da provvedimenti cautelari. 10 le perquisizioni in altrettante abitazioni tra Venezia, Milano, Bolzano e la Brianza. L'indagine è stata sviluppata in collaborazione con le procure e le polizie albanesi e macedoni. I membri della banda spacciavano gigantesche quantità di eroina in Italia finanziandosi con lo smercio di volumi più piccoli di cocaina. L'organizzazione aveva creato una rete di distribuzione in Toscana, Lombardia, Liguria, Puglia, Emilia-Romagna e Trentino Alto Adige. La droga giungeva dall'estero a bordo di autovetture munite di doppi fondi, con alla guida persone insospettabili in precarie condizioni economiche. 11 corrieri individuati e arrestati mentre la trasportavano.